allora siamo qui con Italo Cantele. Una domanda, Italo: da quanti anni siamo qui in Cile? La mia famiglia è arrivata qua nel 1936, nelle miniere di solfo del nord del Cile. Il mio nonno è arrivato prima da solo, dopo viaggiare per tutto il mondo per tanti anni. Dopo il 1935-1936 ha chiamato alla sua famiglia, che era la mia nonna, mio papà, zio e la figlia piccola, e sono arrivati qua al nord del Cile in condizioni non tanto buone, no? E loro arrivavano da dove esattamente? Il mio nonno prima ha fatto un stop a Panama e ha preso la malaria, e dopo ha dovuto venire qua in Cile, nel nord del Cile, per il clima. Loro invece, mio papà, la nonna, eccetera, hanno fatto il viaggio da Genova, Vicenza, Alto Vicentino di Chupan propriamente, fino a Antofagasta, al nord del Cile. Fino al nord del Cile. Tu oggi ti occupi anche della realtà del Veneti nel Cile, qui a Santiago. Sì. C'è un'associazione in questo senso? Abbiamo l'associazione Imprenditori Veneti in Cile da un bel po' di anni, 10 anni circa, no? 15 anni, che si preoccupa di essere un collegamento fra la regione del Veneto e il Cile, nel settore imprenditoriale soprattutto e professionale. Ma sono molte le aziende venete che operano in questo momento a Santiago? Sì, abbastanza, e già abbiamo fatto diverse attività sempre nel settore professionale o imprenditoriale. Abbiamo fatto diverse manifestazioni. Mi ricordo per esempio di tutto il settore minerario che abbiamo fatto con diverse ditte del Veneto, visite alle miniere, no? Abbiamo fatto dei corsi per i veneti o la gente di origine veneta che abita qua in Cile, con l'appoggio e l'aiuto della regione Veneto e di tutto il Veneto. Senti, in questo momento oggi in Italia l'economia non è più così florida, così importante come qualche anno fa. Secondo te c'è ancora spazio qui per l'imprenditoria veneta? Assolutamente. Io penso che questa è una vera e reale opportunità per l'imprenditore veneto che abita in Veneto, con i suoi prodotti, il suo carattere e con lo spirito, no, di innovazione. Penso che soprattutto nel settore minerario, pesca, forestale, voi avete una reale opportunità di lancio qua in Cile. Avete visto i numeri dell'economia nostra, l'economia cilena, già da 30 anni che sempre va in una crescita sana, bene, e penso che è una vera realtà, una vera opportunità per tutti noi. Ultima domanda, però te la voglio fare. Ho visto che stai ampliando la tua azienda. Il rapporto con l'ente pubblico, il comune, con le domande, le concessioni, è un rapporto difficile o è un rapporto facile? I documenti si ottengono in breve tempo? Come tutta la burocrazia in tutto il mondo, no? Non è una cosa essere imprenditori normale o tradizionale privato, però non è una cosa molto difficile. Qua in Cile non esiste il pagamento sotterraneo, niente, è tutto bianco, chiaro, in quel senso non c'è nessun problema. Logicamente che saranno diverse regole facendo il paragone con il Veneto, con l'Italia, però non è una cosa difficile. Grazie e buon lavoro allora. Arrivederci.